Buonasera e benvenuti dal Paladirseu di Eboli, sesta giornata di Serie A Futsal. Si affrontano Fel di Eboli e Chaos Mantova. Diamo lettura delle due formazioni per il Chaos Mantova. Numero 1 Fontaniello, 5 Leleco, 6 Chiotola, 7 Micheletto, 11 Bueno, 12 Ricordi, 13 Parrel, 14 Di Guida, 15 Salas, 16 Mateus, 77 Dimas, 88 Dos Santos, 97 Gabriel e 98 Prado. L'allenatore è Giuseppe Milella, mentre per i padroni di casa della Fel di Eboli, numero 2 Lion, 4 Romano, 8 Spisso, 9 Fornari, 10 Arrieta, 11 Tres, 12 Fiosa, 13 Saponara, 15 Poletto, 19 Giordano, 22 Ercolessi, 24 Caponigro, 70 Boaventura, 92 Mancia. L'allenatore è Francesco Cipolla. A dirigere all'incontro ci saranno gli arbitri, il signor Gianfranco Marangi di Brindisi e il signor Massimo Taricciotti di Ciampino. Al crono invece ci sarà il signor Giuseppe Galasso di Avellino. È tutto pronto per il calcio d'inizio. A battere sarà la Fel di Eboli, che attaccherà da destra verso sinistra del vostro teleschermo in completino di casa rosso-blu. Risponde da sinistra verso destra il Chaos Mantova in completo celeste. Vediamo i quintetti per la Fel di Eboli: Lion, Tres, Boaventura, Romano e Fornari. E si parte con la Fel di Eboli in possesso di palla con Rudney Tres, che allarga per Lion, che ci prova subito. Dimas respinge, poi Romano mette una palla al centro. Fornari va a lottare col portiere, alla fine ne esce con la palla Leleco, che la mette fuori però. Boaventura, si va da Fornari, chiuso da Leleco. Quintetto del Mantova, ve lo diciamo tra poco, perché c'è Fornari intanto che la passa a Tres, che la mette al centro per nessuno. C'è Boaventura però sulla ribattuta, chiuso da Mateus. Palla per Fornari, Fornari si gira, ribattuto. Allora Mateus prova ad allargare per Parrel. Per il Mantova Fontaniello, Dimas, Leleco, Mateus e Parrel. Fel di Eboli in possesso di palla intanto con Rudney Tres. Fornari la alza per l'inserimento di Boaventura, bellissimo la conclusione di Boaventura, parata. C'è da fare una rettifica tra i pali per il Chaos Mantova, non c'è Fontaniello, bensì Ricordi.
Ospiti in possesso di palla con Parrell che si appoggia su Dimas, che lotta con Tres. Mateus prova a servire sul lato cieco Leleco, che si era inserito. Chiude la difesa della Feldi. Lancio di Lion subito per Fornari. Brivido. Ha già recuperato palla la Feldi Eboli con Tres. Ancora il numero 11 della Feldi Eboli, si appoggia su Romano, sua volta per Boaventura, attende nella propria metà campo il Caos Mantova che recupera palla con Dimas. Fornari finisce a terra, primo fallo commesso dagli ospiti e calcio di punizione per la Feldi Eboli. Sulla palla c'è Boaventura che calcia, la parata di Ricordi. Calcio d'angolo, Tres, scucchiaia per Boaventura, infastidito dall'arrivo di Parrell, non riesce a controllare il 70 della Feldi Eboli. Manovra adesso il Caos con Dimas, sale in pressione la Feldi Eboli, si va da Leleco, su di lui c'è Fornari che forse ha commesso fallo, senza forse lo ha commesso. Parrell in avanti direttamente tra le mani di Lion che rilancia per Fornari, solissimo! Jade Fornari 1-0 Feldi Eboli. Si sblocca il match dopo 2 minuti e 34 secondi al Paladirseu. Il gol di Jader Fornari su assist di Lion de Freitas. Molto colpevole la difesa del Mantova di aver lasciato Fornari praticamente solo. E il bomber ebolitano l'ha messa dentro con la testa per il vantaggio casalingo. Si mette subito in salita la gara per gli ospiti che adesso manovrano con Parrell che va da Dimas. Mateus nel tentativo di imbucata colpisce Dimas, regalando di fatto il fallo laterale alla Feldi Eboli, che è partita. Formazione Boldana che è partita sicuramente meglio rispetto agli ospiti. Ancora Eboli in avanti con Jader Fornari, bellissimo il tacco per Boaventura, non riesce a calciare, se la porta fuori Marco Boaventura. Parrell in avanti per Dimas, a lottare ancora una volta con Tres, prova a superarlo ma dice di no Tres, che poi rischia, ma il suo passaggio passa sotto le gambe dello stesso Dimas. Scambiano Tres e Romano, si fa vedere Fornari ma Romano preferisce andare indietro di nuovo da Tres che scambia con Boaventura. Romano, adesso sale il Mantova, Romano in difficoltà, riesce a servire Fornari, bellissimo il tocco per Boaventura, Leleco riesce a chiuderlo in qualche modo e si riparte allora con Parrell per Mateus, fuori per il suo capitano Leleco che calcia. Lion nel tentativo di uscita era finito fuori dall'area, allora la mette fuori con i piedi in maniera anche abbastanza goffa.
Dimas per Mateus, il tacco a cercare Parrell, finisce a terra Dimas. Calcio di punizione dal limite per il Chaos Mantova. Sulla palla c'è Parrell che lascia Dimas, va da Mateus, colpito Romano, forse sul braccio, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Mateus ha protestato tantissimo, ma il direttore di gara non ha ravvisato il tocco di braccio che chiedeva Mateus. Fornari in buca per Boaventura, 3 su di lui, la perde Boaventura, riparte il contropiede del Mantova, ci prova Dimas, fuori. Ercolesi per Mancia, cambiato 3 su 4 giocatori di movimento Cipolla, è rimasto solo Tres del quintetto iniziale. Ercolesi in difficoltà, riesce a guadagnare il massimo, ovvero la rimessa laterale. Marco Ercolesi in possesso di palla, scambia con Vincenzo Caponegro, fresco di convocazione nella nazionale sperimentale. Possesso palla Mantova con Salas. Rischia Chiotola che la perde per un istante, poi Arrieta non riesce ad essere incisivo e la riperde a sua volta. Può ripartire l'azione del Mantova con Dimas che la dà Chiotola. Salas, sale la Feldi Eboli, difficoltà Dimas, si appoggia ancora a Chiotola. Salas in avanti, Arrieta in estirada provvidenziale direttamente per Lion che va da Mancia, che prova il tunnel chiuso da Dimas. Ancora Dimas messo a terra da Caponegro, calcio di punizione, anche giallo per Caponegro. Calcio di punizione, Parella tocca per Chiotola, poi va a calciare, capisce tutto Tres che lo chiude. Salas prova a sgusciare in fascia ma si porta la palla fuori. Ricomincia la Feldi Eboli, Kevin Arrieta. Ercolesi in avanti per Mancia che la mette giù, Salas lo chiude. Ancora Ercolesi per Mancia, 2 su di lui, sbaglia il passaggio il 92 della Feldi Eboli, si distende il Chaos Mantova con Salas chiuso da Kevin Arrieta.
Salas scambia con Chiotola, ancora una volta Kevin Arrieta a chiudere. Calcio d'angolo questa volta per gli ospiti. Palla alzata per De Guida, chiude Mancia, ricordi colpisce Arrieta, poi con la testa serve Di Guida, in avanti per nessuno. Lion per Caponegro, Ercolessi in difficoltà sulla pressione di Salas che è fallosa. Ercolessi, tacco per Lion che può avanzare, lo segue Di Guida, supera il centrocampo Lion che adesso torna in porta, si va da Caponegro, calcia di punta, fuori. Partita frenetica adesso con il Mantova in possesso di palla. Salas rischia, messo giù da Caponegro, fallo anche questa volta del 24 della Feldi che è anche già ammonito. Buono per Chiotola, Salas prova ad andarsene, chiude Caponegro che poi lo colpisce per guadagnare fallo laterale. Arrieta a puntare Chiotola, ricomincia da Ercolessi, si va da Caponegro, buona impressione, Caponegro resiste e guadagna fallo. Trascorsi 7 minuti e 33 secondi e il risultato dice Feldi Eboli 1, Mantova 0. 4 falli già commessi dalla Feldi, 3 invece per il Mantova. Sbaglia Arrieta intanto, può ripartire Di Guida che perde troppo tempo e perde anche la palla. Ercolessi scucchia in avanti per Mancia, Salas disturbato da Di Guida, Mancia commette fallo, quinto fallo Feldi Eboli dopo 7 minuti e 50 secondi. Adesso per 12 minuti e 10 secondi la Feldi Eboli dovrà stare attenta a non commettere fallo. Nel caso in cui lo facesse il Mantova andrebbe a calciare ogni volta un tiro libero. Salas prova ad andarsene su Arrieta, se la porta fuori. Ercolessi per Mancia, vediamo se punta, si accentra, va ad Arrieta, bella palla, però è un po' isolato Kevin Arrieta che prova comunque a calciare col destro, guadagna il massimo, il calcio d'angolo. Palla dentro di Mancia per Kevin Arrieta, 2-0 Feldi Eboli, Kevin Arrieta. Si porta sul 2-0 la Feldi Eboli dopo 8 minuti e 16 secondi. Possesso adesso il Mantova con Bueno, Di Guida, Boaventura anticipa tutti, si va ad Ercolessi. Romano, palla Feldi Eboli, Fornari messo a terra da Gabriel, quarto fallo per gli ospiti. Fornari
Palla per Boaventura che calcia fuori. Ma Feldi Eboli sempre molto pericolosa quando si fa vedere nella metà campo ospite. Adesso Bueno sbaglia il passaggio per Gabriel. Gol del 2-0 che si è fatto sentire per il Caos Mantova, che adesso ovviamente cercherà di reagire. Palla intanto in avanti di Lion. Boaventura anticipa, si va da Fornari. Fornari per Rudney Tres. 3-0 Feldi Eboli. Rudney Tres. E time out Mantova. Quando l'inerzia della partita sembrava sorridere agli ospiti, con la Feldi Eboli che aveva raggiunto il quinto fallo con 12 minuti rimanenti sul tabellone del primo tempo, la Feldi Eboli ha siglato 2 gol nel giro di 2 minuti, prima con Arrieta, poi con Tres, portandosi sul 3-0. Caos Mantova che si è giocato il time out. Vediamo adesso gli ospiti se saranno capaci di reagire. Ci prova adesso Leleco. Calcio d'angolo sulla palla Micheletto, si fa vedere in mezzo Bueno che sbaglia un gol già fatto. Cosa ha sciupato Bueno? Sarebbe stata la fotocopia del gol di Arrieta. Fornari intanto ha provato l'acrobazia, non trovando lo specchio della porta. Micheletto, Leleco, Barrella si accentra, la finta sul Romano che rinviene e con l'aiuto di Boaventura gli ruba la palla. Palla in avanti per Jader Fornari. Fornari la alza per Boaventura, la parata di Ricordi. Tres. La miglior difesa in questo momento per la Feldi Eboli con 5 falli è quella di tener palla. Ci prova Lion, ci mette la testa un coraggiosissimo Fornari, la tiene in campo Boaventura. Ancora Boaventura scatenato, un po' troppo perché si porta la palla fuori. Dimas in avanti per nessuno. Sergio Romano, giro palla anche un po' rischioso. Alla fine la palla finisce in fallo laterale per gli ospiti. Micheletto, Leleco,
Fornari alza per Mancia, la parata di Ricordi. La conclusione di Leleco, calcio d'angolo. Fornari capisce tutto, riparte la Feldi Eboli, prova a cambiare lato per Romano, preso in controtempo. Micheletto, Leleco, ancora Caos, Tres, calcia Tres sul fondo. Palla in avanti tenuta bene. Farrell ci prova la parata di Lion. Mancia chiude, prova a sgusciare, riesce a tenerla in campo, anzi no. Dimas sbaglia tutto. Marco Ercolessi in possesso di palla, si fa vedere anche Lion. Va a pressare Dimas. Fornari. Chiuso da Gabriel. Fornari l'alza per Ercolessi, Ricordi riesce a parare. Lion chiude su Dimas e butta via la palla. Farrell sguscia in mezzo a due, serve Dimas, palla incredibile, ancora Dimas e Lion con una grandissima parata. Palla alzata per Parel che calcia altissimo. Ercolessi
Leleco anticipa Mancia, si invola verso la porta, Leleco calcia, la parata di Lion. Palla fuori per Dimas che calcia, ma il gioco è fermo perché il direttore di gara sta richiamando la panchina della Feldi Eboli. Palla fuori per Dimas, prova l'imbucata, Tres ci mette il piede, Parrell, ancora per Dimas, sempre Tres che è un cagnaccio in fase difensiva. Arrieta, si alza la palla e la butta via, Tres a lottare con Cabeza, commette fallo Rudney Tres, tiro libero per gli ospiti. Trascorsi 14 minuti e 8 secondi, sesto fallo commesso dalla Feldi Eboli e tiro libero per il Caos Mantova. Sulla palla c'è Leleco, è entrato tra i pali della Feldi Eboli Fiuzza. Leleco contro Fiuzza, parte Leleco e la rete del Mantova, 3-1. Accorciato le distanze il Mantova dopo 14 minuti e 10 secondi, il risultato è di 3-1, la rete è di Leleco su tiro libero e time out richiesto da Francesco Cipolla. Giallo non si vede nella corsa. Ricomincia il gioco con la Feldi Eboli che ha subito la prima rete di questa sera del Caos Mantova. Mancia supera Chiotola ma rinviene Dimas. Arrieta fa calciare Boaventura, chiude Parrell, ancora Boaventura a calciare, altissima la sua conclusione questa volta.
Laterale Feldieboli, battuto da Tres per Lion, che rilancia per Arrieta, che la mette giù splendidamente Arrieta. Lo stesso Arrieta la tocca per la bomba di Lion, alta. Corner battuto per Parrella, stavolta per Dimas, calcia di sinistro, Dimas chiude, Marco Boaventura all'alzata, Mancia la fa sua, serve Arrieta, stesso palla con Boaventura per Mancia, scambiano i due. Tres, palla in avanti di Lion, Mancia non riesce però a tenerla. Dimas in avanti per la conclusione di Gabriel, e finisce al lato, c'è a terra Lion. Sulis. Ancora problemi per Lion, che resta a terra, bisogno dell'aiuto dei sanitari. Si è ripreso Lion, per ripartire il gioco, servito Romano. Boaventura sul lungolinea per Sergio Romano, palla resta lì e Cabezza la fa sua. Allora Mateusz, 3:50 al termine della prima frazione, Feldieboli 3, Cosmantova 1. Ricordiamo che la Feldieboli ha già commesso 6 falli, quindi ogni altro eventuale fallo sarà tiro libero per il Cosmantova, che ne ha già calciato uno con l'Eleco. Gol, tiro libero che valso il gol per il Mantova. Avanza adesso Lion, ha spazio, calcia Lion, l'ha toccata, ricordi. Corner adesso per la Feldieboli. Sulla palla c'è Felipe Mancia, scucchiaia male, allora Cabeza prova a ripartire, il numero 88 chiuso da Mancia, chiuso da Boaventura, chiedo scusa. Parrell in avanti per Cabeza, Romano prova a proteggere,
palla resta lì, intanto il Lion riesce a salvare su Chiotola. Mancia prova a ripartire ma la palla finisce fuori. Laterale Kausmantova. Palla toccata per Mateus. Conclusione violenta che sbatte su Boaventura, poi Romano a chiudere su Cabeza. Ancora Chiotola per Parrella, che imbuca per Cabeza, prova a girarsi il numero 88, 2 su di lui, lo chiude Sergio Romano. Parrella, l'imbucata per Cabeza che era riuscito a eludere la marcatura di Romano solo per un istante. Ancora il numero 88 per Parrella che calcia fuori. Ancora Kausmantova, Chiotola, palla dentro a mezza altezza, irraggiungibile per tutti. Fornari, la alza per Mancia, Mancia ci prova la parata di Ricordi. Mateus a puntare Boaventura, l'ultimo tocco è del giocatore della Feldieboli. Palla imbucata per Cabeza, riesce a toccarla per Chiotola, il destro sul fondo, vorrebbe il tocco Chiotola ma è fondo. (1:55 al termine della prima frazione). Feldieboli in possesso di palla con Sergio Romano. Fornari, sale in pressione il Mantova, Marrieta riesce a scambiare con Romano, si va ancora da Fornari, palla alzata per Sergio Romano, duello aereo vinto da Dimas con palla che finisce tra le mani di Ricordi. Cabeza per Mateus, Leleco riesce a trovare Dimas che vuole puntare, serve poi Leleco che strozza la conclusione. C'è stato però un tocco di Tres e ci sarà quindi calcio d'angolo. Palla dentro che arriva a Cabeza per il 3-2 del Kausmantova. A 1:17 dal termine del primo tempo accorcia il Kausmantova con la rete del 3-2 di Cabeza e adesso sull'aria dell'entusiasmo ci prova Dimas. Feldieboli che era in vantaggio per 3-0, poi il gol di Leleco prima e quello di Cabeza poi hanno portato il risultato sul 3-2. Adesso Feldieboli in avanti con Kevin Arrieta, Tres, Romano. Si fa vedere Arrieta che però non riesce a tenerla in campo. Dimas, siamo entrati nell'ultimo minuto. Dimas supera Romano, ancora Dimas, vuole fare tutto da solo. Tres dice di no.
Lion rilancia per Fornari, c'è il tocco di Ricordi. Tres, Lion, Romano per nessuno sul lungolinea, laterale Caos. Leleco, 18 secondi, Parrella, ultimo tocco di Arrieta, può giocarla allora Ricordi in avanti per Dimash, chiude Rodney Tres. 11 secondi al termine della prima frazione e rimessa laterale Caos. Leleco, Parrella calcia col sinistro direttamente tra le mani di Lion, che poi ci prova addirittura. Finisce così la prima frazione di gioco. Feldi Eboli 3, Caos Mantova 2. Ci risentiamo per la seconda frazione. È tutto pronto per l'inizio della ripresa. A dare il calcio d'inizio sarà il Caos, che attaccherà da destra verso sinistra del vostro teleschermo in questa ripresa. Feldi Eboli che attaccherà da sinistra verso destra. Vediamo i quintetti. Ricordi Parrella, Leleco, Dimash e Cabezza per il Caos. Per la Feldi Fornari, Boaventura, Romano, Tres e tra i pali Lion. Dimash in possesso di palla. Palla per Cabezza. Parrella. Cabezza prova a girarselo, chiude Tres. Dimash in avanti per Cabezza. Cabezza fa sedere Tres. Cabezza, bellissima azione del numero 88. Riparte la Feldi Eboli dopo il brivido sul tiro di Cabezza. Caos Mantova che però si è svegliato dopo il 3-0 della Feldi Eboli. In questa ripresa lotterà in tutti i modi per cercare di riagguantare la squadra di Cipolla. Dimash alla ricerca di Parrell, ci mette il piede Fornari. Lion allarga per nessuno e regala il fallo laterale agli ospiti. Già battuto Dimash in possesso di palla, prova l'imbucata, Tres anticipa Cabezza, prova a ripartire. L'ultimo tocco è anche il suo, laterale Caos. Leleco per Dimash, a puntare Romano, ancora un'imbucata sbagliata. Boaventura, Romano, messo a terra Fornari da Leleco, calcio di punizione. Boaventura, bucata per Fornari, Fornari col destro, la parata di Ricordi.
Ercolesi per Fornari, Leleco ribatte. Parrell per Dimash che perde palla. Riparte la Feldieboli con Tress. Boaventura. Sbaglia il passaggio, Dimash ne approfitta. Chiude Boaventura col braccio però. Col braccio. Giallo per Marco Boaventura. E calcio di punizione dal limite per il Caos Mantova. Calcio di punizione molto invitante per il Caos. Due in barriera per Lion. Adesso fa scalare Fornari sul palo. Sulla palla Parrell che la lascia a Leleco, la tocca per Cabeza, si immola Rodney Tress. C'è ancora una volta bisogno dello spazzolone. 2:36 trascorsi in questa ripresa. Feldieboli 3, Mantova 2. Calcio d'angolo per gli ospiti. Sulla palla Leleco. Serie di blocchi a favorire Dimash. Conclusione violentissima che non trova però lo specchio della porta. Fornari la alza in malo modo. Dimash la fa sua. Cabeza per Dimash, allarga per Parrell, ancora lui, ci sarà a fondo, anzi no, rettifica la decisione il direttore di gara, sarà calcio d'angolo. Palla scucchiaiata per Leleco che calcia male. Fornari, Boaventura. Giro palla Feldieboli. Prova a salire il Caos. Fornari la pizza per Tress. Difficoltà, Fornari la alza, chiude Matteus, riesce a guadagnare anche il fallo laterale. Chiotola, va da Matteus.
Dimash, ancora per Mateusz. Palla in avanti, Boaventura chiude. Tunnel ai danni di Dimash. Si va da Fornari, a sua volta per Tres. Prova l'imbucata, ribatte Parrell. Mancia per Fornari, il tacco alla ricerca ancora una volta di Mancia, chiude la difesa, può ripartire Dimash. Dimash ci prova con il sinistro, la parata di Lion. Già battuto il corner, palla che resta in area, Dimash finisce a terra, non fiscano i direttori di gara, si può giocare. Mancia sbaglia però il passaggio. Chiotola alla Parrella. Bueno, Mateusz passa in mezzo a due, ancora Bueno, ci prova, ribatte Rodney Tres. Questa caramella, posso rubare? Si può ripartire, Mateusz colpisce Chiotola, ne approfitta per calciare, non trova lo specchio della porta, rilancia Lion, lo fa male. Salas per Chiotola, sale in pressione Fornari, lo fa in maniera poco convinta però, la palla arriva a Bueno. Mateusz si appoggia a Ricordi che per evitare guai spazza. Palla in avanti per Fornari, si strattonano a vicenda con Chiotola, l'arbitro decide di non fischiare. Salas lancia in avanti per Bueno che per poco non aggancia. Arrieta si accentra, serve Fornari, ancora Arrieta, chiuso, riparte Salas, 2 contro 2, c'è Bueno ma prova la conclusione invece Salas, ribattuta dalla difesa. Ancora Salas, serve Bueno, Bueno calcia, fuori. Trascorsi 6 minuti e 15 in questa ripresa. Feldiebole in possesso con Mancia che però non tiene la palla in campo. Chiotola per Salas, lungolinea dove c'è Romano che recupera, la perde Arrieta, riparte Chiotola, calcia dal centrocampo di punta. Lion in avanti per Arrieta che la mette giù, impossibile segnare da quella posizione. Già dall'altro lato con Bueno, su di lui Mancia che lo chiude fallosamente però.
Mateusz per Salas, che vuole puntare Arrieta. Ancora dal numero 16, imbucata, si chiude la Feldieboli e Romano lascia scorrere il pallone in out. Lion serve il movimento di Arrieta e lo serve, riesce ad avere la meglio su Salas che ha subito un colpo. Arrieta per Mancia, laterale Feldieboli, Caponigro, Romano, Arrieta a puntare, ne supera uno, non il secondo però, che Chiotola che in estirada chiude, laterale però Feldieboli. Caponigro, Romano, Mancia, la vorrebbe Lion, viene servito da Arrieta. Romano, Arrieta, bel giro palla Feldieboli, Caponigro sguscia riuscendo a superare Mateusz, non Salas che ne approfitta. Salas calcia. (12 minuti da giocare in questa ripresa), sempre 3-2 Feldieboli in possesso di palla in questo momento con Arrieta. Romano, rischia Romano ma la palla finisce in out, già battuto da Mancia il fallo laterale. Caponigro sul lungolinea, Salas si arrabbia con l'arbitro perché avrebbe voluto la rimessa laterale in suo favore, rimessa invece assegnata alla Feldieboli. Romano, la tocca per Lion che osserva Arrieta, ricordi, in presa alta, la fa sua. Eccolo Dimash, giro palla caos, Dimash prova l'imbucata, bravo a capire tutto Felipe Mancia. Caponigro ci prova dalla lunga distanza, conclusione che non trova lo specchio della porta. Siamo già dall'altro lato con Salas che vuole puntare Tres, bravo a chiudere. Prova a tenere il pallino del gioco il caos in questa frazione. Intanto Parrell, gran numero su Caponigro, provvidenziale Lion. Dicevo, caos che prova a tenere il pallino del gioco alla ricerca del gol del pareggio. Parrell in avanti per Dimash, raddoppio di Caponigro, Dimash riesce a far tornare il pallone all'indietro da Salas. Leleco a puntare Tres, si chiude nella propria metà campo la Feldieboli, c'è Parrell in possesso di palla. Dimash, bravissimo Mancia ad anticipare Cabeza, riparte Felipe Mancia, ne supera uno ma lo chiude Leleco. Già dall'altro lato sempre Leleco, palla tra le mani di Lion che ne approfitta per rilanciare per Mancia. Mancia prova a metterla sul secondo palo per Romano, ha chiuso Parrell. Caponigro ricomincia. Tres sul lungolinea per Caponigro che lotta con Cabeza, la tiene Caponigro. Caponigro chiude, ricordi, vorrebbe il fallo, il palla del 6, non c'è nulla, c'è Dimash solissimo dall'altro lato,
ritorna Romano, Dimash la mette dentro, chiude Rodney Tress. Dimash, Cabeza quasi perde la palla, riesce ad imbocare per Dimash che si gira su Mancia, messo a terra Dimash, fallo fischiato con ritardo. Con ritardo ma fischiato il fallo di Felipe Mancia su Dimash. E calcio di punizione sulla linea dell'area di rigore, in posizione anche abbastanza centrale. Tutto pronto per il calcio di punizione. Parrell e Leleco sulla palla, si allontana Parrell, c'è solo Leleco che calcia di punta, colpisce la barriera 2 volte. Rimane a terra dolorante Boaventura. C'è ancora bisogno dello spazzolone. Trascorsi 10 minuti e 47 secondi in questa ripresa. Ancora 9 minuti e 13 da giocare al Paladirceu. Feldi Eboli in vantaggio per 3-2 ai danni del Caos Mantova, che adesso ha a disposizione un calcio d'angolo. Fornari ribatte, poi la mette fuori Boaventura. Ancora Mantova in pressione. Palla per Parrell che non riesce a calciare. Allontana la difesa. Dimash in avanti alla ricerca di Cabeza che finisce a terra ma non c'è fallo. Ercolessi allarga in maniera non ottimale per Boaventura che la perde infatti. Ancora Cabeza. Vada Chiotola. Cabeza. Prova a prendere posizione Dimash su Tress. Boaventura chiude. Chiotola. Dimash. Cambia lato per Parrell che è solissimo. Parrell si gira e si rigira, perde l'attimo. Riparte allora la Feldi Eboli con Fornari. Fornari con una spallata butta giù Parrell.
Ancora Fornari che guadagna laterale. Sempre il più applaudito al Pala Dirseu. Ettore Ranieri, il suo spazzolone. Riparte il gioco con Rodney Tress che scambia con Boaventura. Sembra un po' stanca adesso la Feldieboli. Che gira bene la palla adesso con Fornari. Boaventura. Ercolessi in difficoltà, serve Lion. Tress. Boaventura. Fornari. La alza splendidamente per Boaventura. Controllo orientato col petto. Ricomincia poi. Tress a puntare Parrell, se ne va Tress. Tress la mette dentro, Fornari però si era staccato al limite dell'area, non attaccando il secondo palo. Ricordi, cerca Parrell che per poco non ci arriva. Riparte il gioco, Feldieboli in possesso di palla. 6:50 al termine del match. Gira, boa, gira. Ercolessi. Perde palla Tress. Dimas contro Lion. La parata di Lion. Time out Caos Mantova. 6:32 al termine del match. Feldieboli 3, Caos 2. Esaurito il tempo a disposizione del time out richiesto da Mister Milella. Riprenderà il gioco con rimessa laterale in zona offensiva per il Caos Mantova. Dimas, Parrell, era uno schema. Parrell però ha servito male Cabeza. Sei e 28 da giocare, palla tra le mani di Lion. Tress.
Fornari riesce a guadagnare il laterale. Tres rischia con Lion che la butta via. Mateusz per Parrella. Bueno. Chiusa nella propria metà campo la Feldi Eboli. Adesso prova a salire Fornari. Si fa sentire su Chiotola. Buon giro palla degli ospiti. Prova ad alzarla Parrell. Ci mette la testa Marco Ercolessi. Lion alla ricerca di Fornari. Lo trova. Stop di petto e girata di Jader Fornari fuori. Già dall'altro lato con Bueno a puntare Marco Ercolessi. Esce Lion. Corner per gli ospiti. Mateusz la tocca per Bueno che gliela restituisce. Va a contrastare Mancia che ha subito un brutto colpo. Resta a terra dolorante il numero 92 della Feldi Eboli. Speriamo non sia nulla di grave. 5:19 al termine. 3-2 Feldi Eboli. Mancia a terra. C'è qualcosa da ridire a Mateusz. Sulla panchina del Caos Mantova non si vedono magliette da portiere di movimento, almeno in questo momento. Si rialza Mancia. Che però almeno momentaneamente deve abbandonare il terreno di gioco. Il gioco riprenderà da rimessa laterale in zona offensiva per gli ospiti, che da come sono predisposti forse proveranno qualcosa. Bueno si inserisce sul secondo palo, lo cerca Mateusz, non ci arriva lui, non la tocca neanche Fornari. Si riprenderà da semplice rimessa laterale per la Feldi Eboli. Sale Lion che si accentra, guarda la porta, calcia Lion, respinge Parrell, poi lo stesso Lion la butta via. Chiotola in avanti alla ricerca di Bueno, si fa sentire Romano. Chiotola riesce a ricominciare. 5 minuti esatti al termine. Fornari recupera palla. Fornari la mette dentro. Arrieta non trova il tap-in. Disturbato da Mateusz. Siamo già dall'altro lato con la palla per Parrell che calcia. Ribatte Fornari. Allontanato Serratore dalla panchina della Feldi Eboli. Allontanato Marcello Serratore, reo di aver protestato troppo nei confronti del direttore di gara. Avrebbe voluto il fallo su Arrieta. Si gioca intanto con Parrell che cerca la conclusione. C'è stato un tocco
Quindi corner. Chiotola sulla palla, serie di movimenti, palla messa dentro, provvidenziale romano, Matteus di testa per lo stesso Parrell, la palla resta lì, Bueno, conclusione alta. Romano per Fornari, sulle sue tracce c'è Chiotola, Fornari riesce a tenerla e a servire Boaventura, finisce poi a terra già del Fornari, ha subito fallo. Boaventura prova l'imbucata, ribatte la difesa, Matteus contro Lion, il palo, ancora Matteus, la palla resta lì e Lion la fa sua. Arrieta riesce a servire Fornari, tacco che spalanca il campo a Dimash, esce Lion, ancora una volta provvidenziale. Ma quanto ha rischiato la Feldieboli in queste due occasioni. Tre minuti 45 secondi al termine, sempre 3-2 Feldieboli. Fornari in avanti dove non c'è nessuno però. Parrer per Chiotola che serve Cabeza. Dimash per Cabeza, su di lui c'è Arrieta, ricomincia da Parrell. Allora Chiotola converge verso il centro, riesce ad imbucare per Cabeza, Cabeza ci prova scivolando, l'ultimo tocco è il suo. Sempre motivo di discussione questi litigi tra virgolette tra arbitri e giocatori che ogni qualvolta che qualcuno finisce in terra vorrebbero giustamente l'ausilio dello spazzolone. Certe volte gli arbitri, non si capisce perché, nonostante il tempo effettivo, non permettano ciò. Alla fine la Feldiebole l'ha messa fuori proprio per fare entrare lo spazzolone, rischia Tres e Cabeza sciupa un gol già fatto. Palla in avanti per Mancia che la mette giù, esce Ricordi. Parrella a puntare Ercolessi che dice di no, appoggia per Lion che la spazza via. 2:40 al termine. Cabeza anticipato da Ercolessi, la palla resta lì e Cabeza sbaglia un'altra volta, questa volta cercando sul secondo palo Dimash. Viene ammonito Marco Ercolessi intanto. Due minuti e 29 secondi al termine del match. E Caos Mantova che stranamente non prova a giocarsi la carta del portiere di movimento. Palla in avanti per Mancia, ci mette la testa Iucca. Corner
anzi era laterale, con Ercolesi che si è messo troppo a battere, facendo scadere i 4 secondi a disposizione. E adesso c'è Parrell in panchina che sta indossando la maglia da portiere di movimento. Mancano 2 minuti e 25 secondi al termine del match. Palla in avanti per Cabeza, anticipato da uno splendido Ercolesi, ammonito qualche istante fa per proteste. Ercolesi va da Mancia che sbaglia perdendo palla, allora Chioto la prova l'imbucata, rinviene Felipe Mancia. Eccolo il portiere di movimento per il Caos Mantova. A 2:09 dal termine. Prova il tutto per tutto la formazione ospite tra i fischi del Paladirseu. Chiotola, Parrell, Dimash cincischia troppo, riparte Tres, messo a terra da Parrell, bruttissimo questo fallo, ammonito è il numero 13 del Caos Mantova. Ercolesi, serve Romano, 1:40 al termine del match. Ercolesi ha subito fallo. Tres per Fornari. Ancora Rudney Tres. Palla in avanti per Mancia che la tiene miracolosamente, la mette al centro però dove c'è l'Eleco. Romano a recuperare. Palla di Mancia dentro, Dimash la tocca per Ricordi. Vorrebbe il retropassaggio, non c'è nulla, riparte il caos. Dimash per l'Eleco, la parata di Lion. Ammonito Mancia. Arrabbiatissimi i giocatori della Feldi Eboli che avrebbero voluto il retropassaggio di Dimash. Anche Ricordi ha messo la mano e poi ha subito lasciato la palla perché era tra virgolette indeciso anche lui. Fatto sta che non c'è stato fischio, quindi si gioca con Parrell. Chioto la calcia fuori. Lion per Tres, c'è Parrell in porta, calcia Tres, ribatte la difesa. (44 secondi al termine), rimessa laterale in favore della Feldi Eboli con Fornari che va da Tres. Romano, servito Lion che rilancia per Fornari che va nel duello aereo con Ricordi che riesce ad avere la meglio con le mani. Dimash pressa la Feldi Eboli, la recupera Fornari. Romano, calcio di punta, la parata di Ricordi. Messo a terra Fornari, non c'è fallo. Dimash per Cabeza. Incredibile il pareggio del Caos Mantova a 16 secondi dal termine. Furiosa la Feldi Eboli perché c'è stato un contatto tra lo stesso Dimash e Jader Fornari. L'arbitro non ha ravvisato il fallo e Dimash ha approfittato per metterla
al centro dell'area dove c'era Cabeza solissimo, che ha trovato il gol del 3-3. 16 secondi e 3 decimi al termine del match. Il risultato è di 3-3. Finale thriller al Paladirseu di Eboli. Fel di Eboli che a metà del primo tempo era in vantaggio per 3-0. Adesso a 16 secondi dal termine è stata ripresa dal caos per il 3-3. Tres vorrebbe che Lion salisse, riceve Lion che calcia, lo fa male. Ricordi in avanti per Dimash, anticipato da Tres. 4 secondi al termine, deve calciare Tres, se la porta in angolo la mette dentro, ci sarà corner con 3 decimi da giocare. Palla dentro, ribatte la difesa, non c'è più tempo, finisce il match. Fel di Eboli 3, Caos Mantova 3. Furiosi i tifosi del Paladirseu nei confronti dei direttori di gara. Da rivedere il gol del 3-3 del Mantova. Episodio alquanto dubbio. Terzo tempo tra le due squadre al centro del campo. Per questa sera è tutto dal Paladirseu. Un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine. Ci risentiamo per la prossima gara casalinga della Fel di Eboli. Quando li metti in